La partenza laddove tutto è iniziato e si è concluso anzitempo a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus, che rappresenta l'impegno sociale che ormai da anni identifica il team di piloti di freestyle da boot. Dal centro disabilità gravi di Cusighi, accanto agli ospiti al loro primo giorno di libera uscita dopo il lockdown, il rombo della moto di Alvaro Dal Farra ha dato il via al tour Mask to Ride. Il messaggio è: noi ci siamo, non ci siamo dimenticati di voi, anche in questo periodo difficile eravamo qua e appena è stato possibile siamo venuti da voi. Già è stato difficile per noi, pensiamo loro che sono proprio stati abbandonati perché non hanno avuto aiuti da nessuno, soprattutto qui a Cusighe, dove questi ragazzi sono stati chiusi per 3 mesi fino ad oggi. Oggi è il primo giorno d'aria. Un viaggio on the road nell'Italia che riparte, che toccherà 8 regioni, Sicilia compresa, per portare il sorriso in tante strutture per disabili. In consegna 50.000 mascherine, magliette e gadget per portare il sorriso a chi in questo difficile periodo ha sofferto più di tutti. È la realizzazione dell'arcobaleno del motto "Andrà tutto bene", ha detto la direttrice del centro di Cusighe, e a lei ha fatto eco Nicola Barchetta di GS Servizi, che con Alvaro Dal Farra e Mattia Cattapan è stato motore del progetto. Io, essendo disabile in prima persona, quando mi è stato proposto questo progetto l'ho accolto veramente a braccia aperte, perché per l'ennesima volta è un momento difficile per tutti, ma il mondo della disabilità è stato messo ancora una volta da parte, e il nostro obiettivo è comunque dare voce ai meno fortunati, dimostrare che devono avere speranza. Il tour si concluderà il 13 giugno a Belluno, alla Cooperativa Disabili Società Nuova. Testimonial del progetto il campione paralimpico di tiro con l'arco Oscar De Pellegrin. Abbiamo voluto partire dagli ultimi, quei ragazzi che magari pochi conoscono, pochi sanno che sono qui con noi in questo mondo, portare un messaggio di speranza, un sorriso, e magari farli divertire un pochino assieme a noi, è quello che auspicavamo come partenza proprio da Belluno.